Benvenuti, oggi è giovedì 20 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:18. La luna sorge a mezzanotte e cala alle 13:12. Oggi si celebra Santa Pollinare. Il nome Apollinare viene dal latino e significa sacro ad Apollo. Il suo numero fortunato è il 9, il colore è il grigio, la pietra è il lapis lazzuli e il metallo il rame. Volete una pelle liscia e senza impurità? Ascoltatemi, il risultato sarà assicurato. Allora, intanto dovete procurarvi una zucca, dello yogurt e un cucchiaino di miele. Con questi 3 ingredienti dovete creare una crema, iniziando a tritare una fetta di zucca e aggiungendo poi gli altri 2 ingredienti. Quando sarà tutto ben amalgamato, potete spalmare quanto ottenuto in viso. Lasciate agire per circa 15 minuti e poi, mi raccomando, voglio sapere il risultato. Ditelo, la vostra mamma vi dà sempre dei consigli super naturali ed efficaci. Facciamo oggi gli auguri di compleanno a Carlos Santana, uno dei più grandi chitarristi della storia del rock. Nato in Messico 76 anni fa, ha cominciato a suonare da autodidatta, guadagnandosi da vivere intrattenendo i turisti statunitensi. Verso la fine degli anni 60 ha raggiunto la fama mondiale ed è del 1999 il suo album più venduto, Supernatural. Compie 60 anni Federico Moccia, scrittore e regista abruzzese. Sulle orme del padre Giuseppe, noto con lo pseudonimo di Pipolo come autore cinematografico e televisivo, sempre in coppia con Castellano. Nel 1982 muove i suoi primi passi da assistente alla regia in uno dei film del suddetto duo, Attila, flagello di Dio. È uno degli sceneggiatori della serie televisiva I ragazzi della terza C. Quindi nel 1992 pubblica il suo primo romanzo, 3 metri sopra il cielo, portato poi al cinema. Recentemente si è dedicato alla letteratura per bambini. Infine auguri al presentatore livornese Corrado Tedeschi, che oggi festeggia 71 anni. Dopo aver tentato la carriera di calciatore giocando nelle giovanili della Sampdoria, studia da attore per poi passare alla radio e alla TV. Lo ricordiamo su Canale 5 alla conduzione del quiz Doppio Slalom e della trasmissione Il gioco delle coppie. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Sono le 22:17 del 20 luglio 1969, quando l'astronauta americano Neil Armstrong poggia il piede sul suolo della Luna. Dopo di lui il collega Buzz Aldrin. Entrambi sono arrivati a bordo dell'Apollo 11, un pezzo di storia che ancora oggi qualcuno contesta, sostenendo che si sia trattato di una colossale messa in scena. Chissà quante volte vi sarà capitato di fare una gran fatica a svitare il tappo di un flacone. In questi casi ungetelo con un po' d'olio e tenendo il contenitore vicino a una fonte di calore provate a poco ad allentare il coperchio. Vedrete che funzionerà. Sentiamo i consigli di oggi con l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi Luna in Leone, bacerà Venere dopo Mercurio. Vediamo cosa succede in questa profusione di affetto per tutto lo zodiaco. Ariete, bellissimo il trigono congiunto di Luna e Venere per voi, quindi con l'aspetto del sublime potete andare incontro all'amore estasiandovi un po', lasciando perdere le dubbi, le insicurezze e finalmente addentrandovi in questa storia. Ottime notizie anche a livello familiare. Toro, la Luna oggi abbraccia Venere ma in quadratura ai vostri gradi, quindi probabilmente potreste ascoltare l'opinione del partner in una maniera poco soddisfacente o poco soddisfatta. Abbiate pazienza, è solo un punto di vista peraltro passeggero perché dura poco, domani avrete un bel recupero, quindi oggi non esprimetevi troppo. Gemelli, l'abbraccio della Luna e di Venere in Leone per voi è un aspetto da terzo campo, il che significa che tutto viene favorito in termini comunicativi, anche l'amore diventa più dinamico, ridanciano e solare. Oggi per voi è prevista anche un po' di calma, relax e pace e cura per il corpo. Defaticamento sarà la parola d'ordine. Cancro, giornata quanto mai produttiva oggi, visto che la Luna vi dà modo di concretizzare tantissime cose importanti, soprattutto che hanno a che fare con l'economia, il lavoro, ma anche con la gestione familiare che ha bisogno di una presa di posizione da parte vostra, quindi fatevi sentire. Leone,
Venere, giornata quanto mai interessante visto che le signore dello zodiaco si abbracciano nei vostri gradi, gli ultimi 10 nell'ultimo decano, ed eccovi pronti a partire con l'amore o un progetto affettivo verso una nuova, splendida, meravigliosa avventura e o progetto. Vergine, la giornata di oggi vi rende nostalgici, romantici, malinconici, ma anche pieni di un grande desiderio di amare e di legarvi. Qualcuno di voi potrà optare anche per una piccola fuga d'amore, vediamo con chi. Bilancia, la giornata di oggi è salutata da un abbraccio lunare e venusiano. Venere, vi ricordo, il vostro pianeta che vi ammorbidisce moltissimo. È arrivata una bella notizia, quindi oggi e in questo giorno vi dedicherete al relax e soprattutto alla conquista divertita, un po' commossa, di quanto avete finora elaborato e quanto avete faticato per raggiungere degli ottimi risultati, non solo per voi, ma anche per chi amate. Scorpione, l'abbraccio di Luna e Venere è in quadratura, quindi tendenzialmente oggi potrebbe essere un'emozione che ha a che fare un po' con la gelosia e con le tensioni affettive, quindi tendenzialmente potreste prendere fischi per fiaschi. Attenzione, consigliatevi con un amico che probabilmente vi darà una visione esterna. Mercurio è sempre vicino. Sagittario, la giornata di oggi prevede un bellissimo trigono come per l'Ariete e anche per voi. L'abbraccio di Luna e di Venere infonde passione, calore e affetto, ottimo periodo per i single, ma anche per una fuga d'amore. Viaggi e amore si confondono nel vostro cielo e siete pronti di nuovo a prendere una valigia e ad andare mettendoci dentro tutti i vostri sentimenti. Capricorno, giornata molto importante oggi visto che Marte vi sostiene ed esige da voi anche una concretizzazione in termini di lavoro, ma anche nei limiti che imponete alla vostra privacy. Probabilmente non volete essere invasi nelle vostre scelte affettive, difendetevi. Acquario, una giornata oggi in cui le chiacchiere altrui vi sembrano alquanto banali, non avete voglia ad ascoltare e sentite una certa confusione intorno a voi. Mercurio, Luna, Venere sono in opposizione, quindi tendenzialmente oggi non prenderete troppo sul serio nulla, quindi alleggeritevi e distraetevi. Pesci, giornata interessantissima oggi, anche se vi fa faticare un po' sia al lavoro per rimediare a qualche pasticcio di qualcuno o ad una situazione in cui avete bisogno ancora una volta di dimostrare la vostra adattabile multiformità. Nella multisala di Aurora, in Colorado, il 20 luglio veniva proiettata la prima dell'ultimo film di Batman, quando il 24enne James Holmes ha fatto irruzione armato di pistole e fumogeni. È stata un'autentica strage, l'ennesima in territorio statunitense, con 12 morti e più di 50 feriti. Immaginate di avere tutto pronto e preparato, che sia un viaggio, una serata fuori o persino un outfit, ma manca qualcosa, sì, proprio quella ciliegina sulla torta. È quel piccolo dettaglio che completa il tutto in grande stile. Tuttavia, gli anglosassoni non mettono una ciliegina sulla torta, piuttosto una glassa. Quindi tradotto si dice the icing on the cake. Io lo so che voi ci guardate sempre, però se mai vi foste persi una puntata dell'Almanacco potete riguardarla. Come? Prendete il vostro cellulare o il device che utilizzate di solito e cercate Sicile Play su YouTube. Oggi vi racconto la storia di Alessandro Magno, uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi. Si diceva che chiunque fosse riuscito a sciogliere il nodo di Gordio sarebbe diventato il re d'Asia, e Alessandro fece proprio questo. A soli 20 anni decise di sfidare l'impero persiano di Dario, la superpotenza del suo tempo. Dopo aver preso il trono al posto di suo padre Filippo, Alessandro eliminò tutti i suoi rivali. Ovunque andava veniva acclamato come un eroe, persino in Egitto, dove fu incoronato faraone. Alessandro, che aveva studiato con Aristotele, era un leader generoso. Voleva unire vincitori e vinti, creando una sola nazione, e organizzò matrimoni tra persone di culture diverse per favorire questa fusione. Ma dobbiamo anche essere consapevoli del suo lato oscuro. Alessandro poteva essere feroce e violento, dimostrando una furia omicida in alcuni momenti. Ci salutiamo con la frase del giorno: la musica è come il sapone, ti purifica dai pensieri superflui. Vi aspetto pure domani con un'imperdibile puntata dell'Almanacco. Un saluto dalla vostra Naomi.